aziende associate. La mia azienda è un'azienda che a indirizzo tabacchicolo. Qui dove ci troviamo adesso siamo all'interno di una cooperativa che ha più di 50 anni di storia e che circa 7-8 anni fa, con il cambio anche dei rapporti commerciali del tabacco, non ha più avuto l'opportunità di conquistare quote di mercato per la vendita e ha deciso di tentare degli investimenti che poi sono stati realizzati, cercando di seguire un po' quelli che erano gli andamenti anche delle altre tipologie di produzione dei soci. E quindi la prima idea che ci è venuta, essendo come cooperativa fornitori ancora delle aziende di tabacco per quanto riguarda il vivaio, abbiamo pensato di costruire questa serra per la produzione di piantine di pomodoro. I fondi del PSR Veneto ci sono stati utilissimi perché ci hanno permesso di abbattere i costi di ammortamento di questo investimento e di dare l'opportunità a questa cooperativa di innovare, per esempio nell'aspetto sia della gestione della serra che anche della produzione dei seminati. I prossimi obiettivi sono decisamente quelli di continuare a sviluppare le cose che già facciamo e poi abbiamo un'idea, un indirizzo, una nuova pianta sulla quale stiamo facendo ricerca da 10 anni, che è la Stevia Badiana Bertoni, che produce un dolcificante. La pianta riesce a produrre, l'estratto di questa pianta riesce a produrre un dolcificante naturale che ha la caratteristica importante di essere ipocalorico, ossia senza calorie, per cui da questo se ne deduce l'opportunità di inserirlo nella dieta quotidiana e di poter assaggiare un dolce senza la preoccupazione che poi possa fare male. Ecco, questa è una cosa su cui noi crediamo molto, che stiamo affrontando insieme ad un'altra cooperativa con la quale collaboriamo, un'associazione che è sempre legata alla nostra cooperativa e ci crediamo molto e speriamo che possa essere un business nuovo che possa dare dei risultati interessanti ai nostri soci.